Nell'armato che sono particole piccole.
Santo altare, appresso, Signore, mia gioia e mio amore. Signore, tenuti il mio cuore, dal maligno mi salva il tuo amore. Al tuo santo altare, ma presso, oh Signore, mia gioia e mio amore. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente la Santa Messa, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, santi, e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra, uomini amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre, potente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello del Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che sei Dio del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Dio che unisci in un sol volere le mente dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché fra le vicende del mondo lasciano fissi i nostri cuori dove è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio,
e vive regna con te in verità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore a Sefna, maggiordomo del palazzo: ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto. In quel giorno avverrà che io chiamerò il mio servo Eliachim, figlio di Chelia, lo rivestirò con la tua, lo cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà. Se egli chiude, nessuno potrà. Lo conficherò come un piolo in un luogo solido e sarà un trono gloria per la casa di Padre. Parola di Dio. Ripetiamo insieme. Signore, il tuo amore per sempre. Signore, il tuo amore per sempre. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dei, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo tempio santo. Signore, il tuo amore per sempre. Rendo grazie al Signore per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. Signore, il tuo amore per sempre. Perché è giusto il Signore, ma guarda verso l'umile. Il superbo lo riconosce da lontano. Signore, il tuo amore per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani. Signore, il tuo amore per sempre. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio. Quanto insondabili sono i suoi giudizi, inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mi ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi mai è stato il suo consiglio? O chi egli ha dato qualcosa per primo da riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Parola di Dio. Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze delle inferi non prevarranno su di essa. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero altri, alcuni dicono Giovanni Battista, Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia?
rispose Simon Pietro, Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse, beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue a te hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Io dico a te, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la chiesa. E le potenze degli imperi non verranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Oggi la liturgia della 21ª domenica ordinaria dell'anno che stiamo celebrando ci ha presentato una pagina del Vangelo di San Matteo, noto come il testo del primato di Pietro. Sentito, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Sappiamo che questo problema del primato di Pietro e dei suoi successori, i Papa, è stato, lo è tuttora, uno dei punti caldi del dibattito teologico e anche un grande movimento ecumenico che significa il desiderio della riunificazione di tutte le chiese cristiane. Noi, come cristiani cattolici, di Pietro e quindi di ogni Papa, lo accettiamo, non possiamo non accettarlo. E lasciamo giustamente ai teologi, alla Chiesa, il dovuto approfondimento, proprio in vista della riunificazione di tutte le chiese cristiane, che sappiamo essere da 1000 anni separate, gli ortodossi per con gli anni 1000, tutto l'Est. Poi nel 1500 con Lutero, con Zwinglio, Calvino, cioè tutto il mondo dei protestanti. E i punti proprio centrali di questa separazione è il non riconoscere il Papa come capo della Chiesa. Cioè ogni patriarca o ogni arcivescovo si fa per dire è capo della sua Chiesa. Basta. Ecco, allora questo è il discorso ecumenico, che vuol dire appunto cercare, incontrandosi, pregando insieme, di trovare appunto la giusta volontà del Signore, espressa appunto nel Vangelo di Matteo, questo suo volere che il Papa, successore di Pietro, sia sempre il capo di una sola Chiesa. Noi piuttosto, ecco appunto come cristiani cattolici, ecco, facciamo come hanno fatto i padri della Chiesa prima di queste separazioni. Cioè hanno cercato di chiedersi, ma questa domanda che Gesù ha fatto a Pietro e agli Apostoli, cosa potrebbe significare per ciascuno di noi? Ecco, quelle due domande. La gente che dice che sia il figlio dell'uomo, Gesù più di una volta invece di dire io, qui a questa espressione del profeta Daniele,
il figlio dell'uomo. Cosa pensa la gente di me? Voi personalmente, tu Pietro, tu Giacomo, tu Giovanni, tu eccetera, eccetera. Cosa pensate? Cosa pensate di me? Durante la Santa Messa, celebrata nella festa della Gioventù Mondiale dei Giovani a Madrid del 21 agosto 2011, Papa Benedetto XVI aveva detto che la nostra fede cristiana non dipende tanto da quanto dice la gente di Lui, da come la gente si esprime nei riguardi di Cristo, ma dipende dal rapporto personale che il cristiano ha con il Signore. Come del resto Pietro non ha espresso appunto il pensiero della gente che riteneva che Gesù fosse uno dei profeti risorto, il grande Elia o Geremia. Aveva chiesto a loro e Pietro, a nome degli altri apostoli, aveva espresso il suo pensiero personale. Tu sei il Cristo, sei il figlio del Dio vivente. Quindi Pietro non ha dato quello che diceva la gente di Gesù, ma ha riportato quello che Dio aveva suggerito in quel momento e nel cuore di Pietro. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. A questo proposito, Padre Hermes, che sabato prossimo noi ricorderemo e festeggeremo perché alle 18:30 celebrerà racchiuso i 50 anni della sua prima Santa Messa. Ecco, in un suo commento ha scritto: Gesù non chiede cosa avete imparato da me, qual è la parola che più vi ha colpito. Non dice fatemi un riassunto del mio insegnamento, ma ci chiede io chi sono per te. Ecco la grande domanda che ogni cristiano deve porsi. Per me, cristiano, Cristo cosa significa? Cosa vuol dire? Credo in quello che dice la gente, vivo la mia fede soltanto così ogni tanto, con parole, oppure cerco di vivere un rapporto come si vive qualsiasi rapporto vitale fra amici, fra marito e moglie, fra compagni di lavoro, di studio. Cioè un qualcosa di personale che matura col passare degli anni. Ecco, cogliamo oggi dal Santo Vangelo questo insegnamento, questo chiederci con il Signore per me cristiano, cosa vuol dire? Cosa mi dice a me la fede che dico di avere in Cristo, che il Signore, appunto, come dicevano gli Apostoli, che il Signore conceda a ognuno di noi l'aumento della fede, di credere che Lui è il Signore, è il nostro Signore, è il nostro Salvatore, il Figlio del Dio vivente che il Padre ha mandato qui su questa terra di tutti gli uomini. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, per mezzo di Lui tutte le cose, per noi per la nostra salvezza, e per opera dello Spirito Santo si incarna e si è fatto uomo
sotto Ponzio Pilato, morì il terzo giorno. Per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, dal Padre al Figlio, con il Padre e il Figlio adorato, che ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Dio vuole radunare tutti gli uomini nella sua Chiesa per il suo popolo amato. Diciamo assieme: Signore, rinnova la tua Chiesa. Signore, rinnova la tua Chiesa. Per la fondata su Pietro e gli Apostoli, resti fedele a Cristo e radicata nel suo servizio a tutti gli uomini, preghiamo. Signore, rinnova la tua Chiesa. Per i governanti e i legislatori, ostacolino l'azione evangelatrice della Chiesa, ma la promuovono con ogni mezzo, preghiamo. Signore, rinnova la tua Chiesa. Per coloro che sono alla ricerca della verità, diventano attratti da Cristo e trovino nella Chiesa una comunità di persone aperte e accoglienti, preghiamo. Signore, rinnova la Chiesa. Per tutti i cristiani, contribuiscono alla custodia del creato, prendendosi cura della terra e di tutti i suoi abitanti, delle piante, degli animali e delle acque. Valorizzando tutti i doni della provvidenza divina, preghiamo. Signore, rinnova la tua Chiesa. Per le nostre comunità vivano l'esperienza della Chiesa, nella gioia della comunione fraterna, preghiamo. Chiesa. O Padre, che hai voluto la Chiesa del tuo amatissimo Figlio fondata sulla roccia dell'Apostolo, fa che essa sia sempre luce che orienta la speranza, la gioia che conforta il nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. La tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. E tu, il Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bocca abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi di vita eterna. Sono i secoli. Lava. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre potente. A lode e gloria del suo del bene nostro, la sua Chiesa. O Padre, che ti sei acquistato una moltitudine di figli con l'unico sacrificio del Cristo, concedi sempre alla tua Chiesa il dono della unità. Il Signore sia con voi, nati i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo,
Dio onnipotente ed eterno, in ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa, al suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi, con la potenza del sicuro il tuo sostegno, ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova, e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo nostro Signore. Per me i cieli e terra inneggiano al tuo amore, e noi uniti agli altri cantiamo della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nell'alto. Veramente santo, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo ed il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e lo spezzolo, diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie e lo diede ai discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice sangue della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nella della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della vita, e ti rendiamo grazie per averci ammessi la tua presenza come il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Spirito Santo ci riunisca in solo corpo. Ricordati, Padre, la terra, rendila perfetta nell'amore e l'unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, nel sessionale. Ricordati i nostri fratelli e sorelle della risurrezione, anche di Don Vito, di defunti famiglia Grimat, di Armando, di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili al tuo voto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe il suo sposo, con gli Apostoli, con i nostri santi patroni, Giovanni Battista, Santa Lucia, San Apostolo, San Silvestro Papa, San Luigi Scrosotti e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, al suo divino insegnamento osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci il nostro pane, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ripetiamo ai nostri debitori.
peccatori e non abbandonarci alla tentazione, liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi benigno la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato senza turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E nel nome della Santissima Trinità auguriamoci pace e salute. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello. Beati noi che siamo invitati alla cena del Signore con l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare, ma di soltanto una parola e Dio sarò. A 170, Signore, sei tu il mio pastore. Signore, sei tu il mio pastore, nulla manca nei tuoi pastori, tra le erbe c'è la tua grazia. Per sempre, oh mio Signore. Sabato, domenica
2 giornate tra le più importanti per la vita del santuario, nel ricordare i 168 anni dalle apparizioni. Allora sabato avremo l'onore qui della Santa Messa alle 10:30, presieduta dal Vescovo di Capodistria, ecco, Slovenia. E sono previsti circa 200 sloveni, più o meno. Vogliono fare la Santa qua dentro, in chiesa, bello o brutto tempo, hanno deciso così. Evidentemente hanno detto che portano loro, ecco, anche l'amplificazione per sentire quelli, perché qua dentro non stanno 200 persone. Ecco, basta un po' mettere fuori un po' di sedie, questo è importante. Ecco, lì fuori, e dopo su loro gli strumenti per ascoltare. Domenica invece, appunto per noi italiani, la presenza ancora di grande onore del signor Mazzocato, il nostro arcivescovo. L'ho invitato proprio col 1° settembre ufficialmente, avendo 70 anni, dovrebbe diventare l'emerito di Udine, perché Paolo VI ha messo questa regola: i vescovi quando raggiungono 75 anni diventano emeriti. Dopo dipende dal Papa se concedere qualche mese, finire certi lavori o un anno o quel che è, insomma. Ma intanto lui, come il 1° settembre, con venerdì, compie 75 anni di merito, gli faremo gli auguri. Ecco, per i suoi 75 anni. Allora, se piove è chiaro che dobbiamo dire la messa, ma se è bel tempo, come altre volte, portiamo l'altare fuori, vero? Anche perché c'è il coro CAI di Gorizia, anche lì sono più di 20, quasi 20-30 persone, e quindi tra la gente c'è bisogno di spazio dentro. Ecco, facciamola fuori se è bel tempo. Ecco, 2 grandi belle giornate, certamente, che fanno onore alla nostra comunità parrocchiale. Preghiamo. Porta a compimento, Signore, l'opera redentrice della tua misericordia, e perché possiamo conformarci in tutta la tua volontà, rendici forti e generosi nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. O Vergine Santa, tu apparisti la piccola Teresa, in un anno che ha conosciuto un terribile morbo al colera, che ha ucciso i figli tuoi in tutta l'Europa. Anche gli abitanti del piccolo paese di Porcioso hanno pianto la morte di alcuni loro parenti, amici, compaesani, invocando terrore. Tu li hai ascoltati liberandoli da quel terribile male, ed essi riconoscenti ti hanno invocata, Madre amorevole. Come segno del loro bene e grazie ci hanno lasciato una tua dolce immagine, chiamandoti Salus Infirmorum, salute degli infermi. Anche noi, guardando il tuo volto e quello del tuo amatissimo Figlio, nostro Signore, ti chiediamo con fiducia e con speranza, liberi dai tanti mali morali e spirituali che insidiano la nostra fede in Dio, ma proteggici anche di tanti mali fisici, dalle tante malattie che minacciano la nostra vita e quella dei nostri familiari e delle nostre comunità. Donaci la tua filiale confidenza, Padre, sì da poter dire sempre come te: ci compie in noi, Signore, la tua santa volontà. E così sia. E per i meriti dell'intercessione della Madonna della Salute, di San Giuseppe suo sposo, ci benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Pagina 108. Monti venisti in questa collina, parla
Buona settimana.